Sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa e strategie ICT e agenda digitale della Regione Veneto. Benvenuti a questo webinar di presentazione dell'avviso pubblico rivolti agli enti locali del Veneto per l'azione 1.7.2 del PNRR, ovvero Centri di Facilitazione Digitale. E sono le 10:05. Aspettiamo magari ancora qualche secondo, visto che avevamo avuto moltissimi iscritti, più di 300, e quindi diamo la possibilità a tutti oggi di collegarsi. Nel frattempo vi preannuncio che siamo collegati assieme ai colleghi Manuela Tegon, Nicola Freddo, e con il supporto anche di Veneto Innovazione e Federica Brocali. Cercheremo in quest'ora di presentarvi quest'ultima opportunità che attraverso i fondi PNRR vogliamo veicolare verso il territorio del Veneto. Allora, vedo che il numero si è un po' stabilizzato, quindi proverei in questo momento quindi a far partire l'evento che è registrato per permettere anche a chi oggi non è qui con noi di poterselo rivedere nei giorni successivi. Perché siamo qui oggi? Per parlare dell'azione, come dicevo prima, PNRR 1.7.2 riguardante i centri di facilitazione. Sono delle risorse economiche che come Regione abbiamo recuperato attraverso un accordo di programma con per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, volto proprio a diffondere il tema della cultura digitale. Il tema della cultura digitale è un tema cruciale per il diffondersi sempre di più di questa economia basata sui servizi digitali. Lo diciamo tutti, purtroppo le statistiche evidenziano come l'Italia sia tra i paesi d'Europa col più basso livello di conoscenza e di diffusione della cultura digitale. Nell'ambito del PNRR è stata costruita un'azione ad hoc proprio per aumentare il livello di conoscenza di base. Questa azione punta alla creazione di centri di facilitazione, ovvero degli spazi che aperti presso le amministrazioni o presso strutture di competenza dell'amministrazione in collaborazione con le amministrazioni, rivolte a fornire fondamentalmente due servizi: un supporto di informativo formativo verso i cittadini e un supporto di risposta per aiutare i cittadini a svolgere delle attività operative nell'ambito digitale. Tutti noi ormai siamo consci che il digitale è un'attività pervasiva perché riguarda la nostra quotidianità. Il digitale, soprattutto dopo il Covid, ha preso una dinamica di utilizzo sempre più spinta. Siamo stati costretti a utilizzarlo per lavorare da casa, per fare smart working, per fare tutte le attività di e-learning, di supporto magari ai nostri figli, ai nostri parenti. L'abbiamo fatto per prenotarci visite e quant'altro, e sempre di più rappresenta un'opportunità. Per cogliere appieno le opportunità quindi dei nuovi servizi digitali, abbiamo voluto in questo caso promuovere questa iniziativa. In Veneto siamo già a una fase 2, la prima fase è stata quella di consolidare le palestre digitali che avevamo già attivi sul territorio con precedente finanziamento regionale della programmazione 2014-2020. Adesso con queste risorse del PNRR puntiamo ad ampliare questa platea e raggiungere il target che è stato assegnato alla nostra regione di 234 centri di facilitazione. È un'opportunità importante per diversi motivi. In primis, ovviamente, per favorire un'attività di sensibilizzazione, acculturazione, informazione sui temi digitali verso i nostri cittadini. Informazione, sensibilizzazione e acculturazione che deve riguardare ovviamente il digitale a 360 gradi, sia dai temi con attenzione ovviamente a temi emergenti come quello della cybersicurezza. Investire sulla cultura digitale poi è un'occasione anche per le amministrazioni comunali per promuovere i propri servizi. Questo è l'altro aspetto che noi ci teniamo tantissimo, perché solo una cittadinanza attiva, consapevole e in grado di utilizzare questi servizi può essere una cittadinanza che poi fruisce in modo attivo anche dei servizi digitali che le amministrazioni mettono a disposizione. Per molto tempo l'offerta di servizi è stata maggiore della domanda. Noi dobbiamo in qualche modo, in questo caso, dare un supporto a chi deve utilizzare questi servizi,
Terzo aspetto non da sottovalutare, che crediamo molto, è anche un modo per instaurare anche sul tema digitale delle comunità locali attive in modo tale da essere esse stesse proattive verso lo stesso territorio in cui insistono, per promuovere anche nuovi servizi che in questo momento il comune non mette a disposizione, ma che potrebbe mettere a disposizione grazie all'attivazione di queste comunità locali. Quindi sviluppare cultura digitale, aumentare il livello di servizi digitali che il comune offre, attivare comunità locali. Obiettivi ambiziosi che possiamo però portare a casa nei prossimi 2 anni con un lavoro di squadra. Noi abbiamo costruito questo avviso con l'idea proprio anche di creare dinamiche locali aggregative per facilitare e in qualche modo sostenere anche le amministrazioni più piccole. Ovviamente è un avviso che prevede una serie di paletti dal punto di vista delle attività da svolgere, di regole da rispettare, a fronte di un contributo economico per l'attivazione di questi centri. Sappiamo spesso che una delle osservazioni che ci vengono fatte dalle amministrazioni locali è quella della scarsità delle risorse umane per seguire queste iniziative. Noi invitiamo caldamente a non trovare questo come un ostacolo, ma a provare a pensare a attivare queste iniziative anche con il coinvolgimento delle associazioni locali, delle Proloco, dei soggetti che operano nel vostro territorio in modo tale da avere in qualche modo anche energie nuove da inserire in questi centri di facilitazione per l'attivazione di questo percorso virtuoso sui temi della cultura digitale. Io mi taccio e lascio la parola a Manola Tegon, che vi presenterà nel dettaglio le specifiche dell'avviso. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, allora vi condivido lo schermo con le slide che mi aiuteranno nel raccontarvi un po' questo bando, slide che dopo vi condivideremo, quindi avrete modo di riguardarvele con calma. E allora, iniziamo subito perché le cose da dire sono tante e poi alla fine ci sarà lo spazio per le vostre domande e gli approfondimenti. Allora, una breve introduzione per raccontarvi un po' da dove siamo partiti. Questa misura 1.72 dei centri di facilitazione digitale ha assegnato alla Regione 10 milioni di euro per la creazione di questi centri di facilitazione digitale, appunto. Come Regione del Veneto abbiamo un target ambizioso da raggiungere perché entro il 2025 dobbiamo aprire 237 centri di facilitazione digitale sul territorio regionale e raggiungere 188.000 cittadini unici. Cosa intendiamo per cittadini unici? È il cittadino che entra in un centro di facilitazione digitale e usufruisce di uno dei servizi offerti e che appunto ai fini del raggiungimento del target viene conteggiato la prima volta che usufruisce del servizio, dopodiché potrà continuare a andare nel centro, essere un fedelissimo, però al fine del raggiungimento del target verrà conteggiato solo la prima registrazione. E come vi ha già accennato prima Luca De Pietro, noi abbiamo già fatto un primo avviso per consolidare appunto la rete degli Innovation Lab e delle palestre digitali che avevamo già nel territorio. È andato abbastanza bene, nel senso che su 13 Innovation Lab attivi, 9 hanno risposto positivamente a questo primo avviso e le ex palestre digitali si sono trasformate in centri di facilitazione, quindi 89 erano quelle già esistenti, se ne sono aggiunte anche di nuove, quindi ad oggi abbiamo 106 centri di facilitazione digitale che in questi giorni proprio stanno iniziando le loro attività.
Quindi abbiamo già anche degli apripista che rispetto a voi, se parteciperete appunto al secondo avviso, stanno già smarcando tutti i nodi, quindi quando partirete voi con il secondo avviso, molte problematiche saranno o difficoltà, insomma, che stanno riscontrando questi centri del primo turno hanno già superato, e quindi voi vi troverete già una strada più spianata rispetto a loro. E qui un breve cronoprogramma che così vi dà un attimo l'idea appunto delle tempistiche. La DGR che ha approvato questo secondo avviso è di ottobre e le domande possono essere presentate fino al 29 gennaio e prevediamo che la pubblicazione degli esiti sarà intorno a maggio, quindi poco prima dell'estate. I centri di facilitazione inizieranno, diciamo, ad aprire a luglio. E abbiamo anche dei target intermedi da raggiungere, come dicembre 2024, questi 112.800 cittadini unici, e poi i centri di facilitazione finali di 234 centri. Non spaventatevi dai target intermedi, nel senso che in verità non sono dei target finalizzati a decurtarvi le risorse, ma anzi servono proprio a noi come regione, ma soprattutto al Dipartimento per la trasformazione digitale, a poter valutare come sta andando l'azione, la misura e eventualmente fare delle azioni, mettere in atto delle azioni correttive. Quindi i target intermedi, diciamo, sono importanti per questo motivo, perché proprio ci permettono di capire come stiamo procedendo con la misura. Questo insomma ve lo anticipo perché in questi mesi con i beneficiari del primo avviso, quello dei target intermedi era un target che un po' aveva preoccupato, ecco, nella realizzazione della misura, ma voi non dovete vederlo come un limite, ma anzi appunto come un'occasione per fare il punto della situazione e anche per pianificare le vostre attività. E qui vi abbiamo preparato anche una scheda sulla modalità di presentazione della domanda, che diciamo è abbastanza classica, quella che siete già abituati, quindi è una domanda da presentare su SIU. Anche qui quello che vi chiediamo è di non trovarvi all'ultimo a caricare la domanda il 29 gennaio. Sapete che con SIU c'è la possibilità di aprire la domanda e caricare mano a mano la documentazione. Abbiamo cercato di ridurre il più possibile la documentazione da produrre e da allegare, quindi per chi ha avuto già modo insomma di vedere il bando c'è uno schema progettuale quasi già precompilato, per cui semplicemente voi dovete fleggare e dichiarare di raggiungere determinati obiettivi, e poi c'è l'attestazione di conformità e la dichiarazione di impegno. Questo abbiamo cercato di farlo proprio per agevolarvi il più possibile il lavoro di presentazione della domanda, che sappiamo essere insomma abbastanza impegnativo, soprattutto poi magari se bisogna aggregare più comuni. Però vi consigliamo lo stesso di non trovarvi appunto al 29 gennaio, ma di magari già aprire adesso la domanda e poi caricare la documentazione il 28 gennaio, il 29 al massimo fare solo l'invio, ecco. E poi ovviamente l'esito sarà pubblicato nel BURB, nel sito istituzionale sia della regione che di
E Sì. allora, questa è una slide molto importante perché vi dà la dimensione di dove dobbiamo concentrare le nostre attività. E con il primo avviso, infatti, alcune province sono state già coperte del tutto, quindi come la provincia di Belluno, però abbiamo invece altre province che risultano totalmente scoperte, che dobbiamo assolutamente cercare di coprire, come la provincia di Padova, di Venezia, di Verona. E, questo, diciamo, è molto importante che cerchiamo di distribuire questi centri in maniera appunto omogenea, in modo da coprire tutto il territorio. Come vedete, la provincia di Belluno ha già esaurito i suoi spazi disponibili rispondendo al primo avviso. E allora, gli elementi chiave del secondo avviso abbiamo cercato di riassumerveli qui. Allora, i destinatari sono i comuni singoli o loro aggregazioni che raggiungono una popolazione minima di 20.000 abitanti. E è possibile aprire un centro di facilitazione appunto ogni 20.000 abitanti. Dopo vedremo insieme anche degli esempi di aggregazione. Per quanto riguarda la localizzazione, possono essere strutture degli Innovation Lab e palestre digitali già esistenti che non hanno partecipato al primo avviso, o comunque spazi di proprietà di enti pubblici, e rispettare il numero di centri previsti della tabella precedente. E l'altra cosa che non è indicato qui, in caso di aggregazione non è necessario che i comuni siano attigui fra di loro, però che appartengano alla stessa provincia, quello sì. Obiettivi e obblighi. Allora, una volta pubblicato il decreto di finanziabilità del BURV, che come vi dicevo prevediamo per maggio, ci sarà un mese di tempo per attivare eventuali centri già esistenti. Quindi in questo caso mi rivolgo appunto ai vecchi Innovation Lab che non hanno partecipato al primo avviso. Se partecipano con le vecchie palestre digitali, c'è un mese di tempo per attivarle. In caso di centri itineranti o nuovi, ci sono 2 mesi di tempo per attivare. E l'altra cosa, sì, da non dimenticare, è che nel caso degli Innovation Lab già esistenti, vanno prima confermate tutte le palestre digitali, e poi a queste possono essere aggiunte delle palestre nuove. E anche queste tempistiche, allora, questi sono obiettivi e obblighi del bando. È anche vero, che mi viene già da anticiparvi, non spaventatevi, perché sta già succedendo con il primo avviso che se avete qualsiasi tipo di problema nell'attivazione dei centri, sia nuovi che esistenti, l'importante è che voi ci scriviate, ci avvisiate di quali sono le difficoltà che state incontrando, ci date una nuova scadenza, e quindi si può andare anche oltre il mese o i 2 mesi per l'attivazione appunto di questi centri. La dotazione finanziaria per questo secondo avviso è di quasi 6 milioni di euro. E qui avete la tabella su come sono suddivisi questi finanziamenti. Allora, abbiamo 3 grandi macro categorie che vengono finanziate in questo bando, e sono formazione e assistenza, che la fa da padrone, diciamo, come voce, perché appunto l'obiettivo del bando è proprio questo, cioè quello di fare formazione.
C'è una parte dedicata alla comunicazione e all'organizzazione, ovviamente, e poi una parte di attrezzature e dotazioni tecnologiche che spettano solo in caso di nuovi centri. In più abbiamo anche previsto una quota di coordinamento che verrà assegnato per ogni centro di facilitazione aperto oltre il terzo. E anche questa cosa qui. Nel caso in cui apriate solo 2 centri di facilitazione, non spetta la quota di coordinamento. E anche questo l'abbiamo introdotto proprio per cercare di incentivare il più possibile delle aggregazioni numerose, insomma, ecco. Come vi dicevo, allora qui vi abbiamo fatto 2 ipotesi di aggregazione, quindi l'ipotesi di 2 centri di facilitazione nuovi, a cui appunto si può partecipare o singolarmente o con un'aggregazione di comuni con almeno 20.000 residenti. E dovrà essere aperto almeno un centro di facilitazione itinerante. In questa ipotesi, quindi che vengano aperti 2 centri di facilitazione, di cui uno itinerante, è possibile ottenere un finanziamento di 88.500 euro. E in questo caso gli obiettivi appunto da raggiungere saranno aprire almeno 2 centri di facilitazione digitale e raggiungere 1.600 cittadini unici. Perché dovete tener conto che per raggiungere il target che ci è stato assegnato, ogni centro di facilitazione dovrà raggiungere 800 cittadini unici nell'arco del progetto. Anche qui faccio un'altra puntualizzazione. L'obiettivo che dobbiamo raggiungere è a livello regionale, 188.000 cittadini unici. Quindi questo che cosa significa? Significa che a fine progetto, se un comune, un'aggregazione, insomma, di comuni non avrà raggiunto il proprio target, ma ci saranno degli altri comuni che invece hanno raggiunto ampiamente e superato il loro target, questo farà media. E quindi Regione del Veneto avrà raggiunto il proprio target e non verrà penalizzato nessuno. Quindi questo ve lo dico perché è importante che tutti si impegnino a raggiungere il target che gli è stato assegnato, però è anche vero che qualora qualcuno, insomma, fosse in difficoltà e non lo raggiungesse, può essere compensato, insomma, dalla virtuosità di altri centri che magari sono riusciti a superare il proprio target. La dotazione minima, ecco, scusate, ero andata troppo veloce con le slide. Invece la seconda ipotesi di aggregazione. Quindi se si aprono 5 centri di facilitazione, quali sono i requisiti? Allora, o partecipare singolarmente o con un'aggregazione di comuni con almeno 50.000 residenti per appunto rispettare il target di raggiungimento dei cittadini unici. Anche qui aprire almeno un centro di facilitazione itinerante. E in questa ipotesi il finanziamento che si può ottenere è di 204.000 euro e i cittadini da raggiungere saranno 4.000. Altra precisazione importante, cosa intendiamo per centro di facilitazione itinerante? Per noi il centro di facilitazione itinerante è un team di persone
che si sposta sul territorio a seconda delle esigenze. Quindi non pensate necessariamente al camper che va in giro, ma appunto a delle persone che si spostano e non necessariamente sempre tutte assieme. Quindi anche qui è data molta discrezione a voi su come gestire e coordinare questo team che dovrà fare questa attività di facilitazione per il territorio. Allora, sono presenti dei requisiti minimi per questi centri di facilitazione. Allora, in questi centri deve essere garantita l'apertura di almeno 15 ore settimanali. E ci deve essere una connessione internet con una velocità minima e poi come dotazione di attrezzatura ci deve essere un computer per facilitatore attivo nella sede di facilitazione, vabbè, con videocamera e microfono e la possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. Quindi comunque come vedete è proprio una dotazione davvero, davvero minima. Poi ci dovranno essere almeno 2 postazioni anche allestite con dispositivi mobili dotate di videocamera e microfono da mettere a disposizione dei cittadini e poi all'interno di ciascuna aggregazione o comune almeno un locale idoneo e dotato di strumentazione adeguata per l'organizzazione di seminari e corsi di formazione. Rendicontazione, non so se avete avuto occasione di leggerla del bando, però allora entro 2 mesi dalla data di pubblicazione, se volete, avete la facoltà di chiedere un anticipo del 10%, dopo la prima scadenza comunque sarà il 31 dicembre 2024, entro il 30 giugno 2025 la seconda richiesta e 31 gennaio 2026 il saldo finale. Anche qui abbiamo cercato di non stressarvi troppo con periodi di rendicontazione molto stringenti, ma cercando insomma di lasciarvi dei tempi abbastanza lunghi. E questo è un po' il modello di governance che comunque come regione abbiamo pensato e che ricalca un po' quello degli Innovation Lab. Che vede appunto noi di Regione del Veneto come punto un po' di governance, gli hub che sono appunto i comuni singoli o i comuni capofila dell'aggregazione che coordinano tutti i centri di facilitazione digitale. Anche su questo è importante fare un'altra precisazione, ovvero a differenza di altri bandi, dei bandi classici, diciamo così, dove la Regione del Veneto stanzia dei soldi ai comuni e poi comunque gli obiettivi da raggiungere sono dal comune e semplicemente la Regione verifica se sono o non sono stati raggiunti per erogare o meno i soldi. In questo caso, proprio per questo anche modello di governance, il ruolo di regione è diverso, nel senso che gli obiettivi sono stati assegnati a noi e quindi noi abbiamo tutto l'interesse che voi raggiungiate i vostri obiettivi perché il fatto che voi li raggiungiate significa che noi, Regione del Veneto, riusciamo, diciamo, a raggiungere quello che ci è stato assegnato. Per cui vado avanti e dopo ritornerò indietro sull'altra slide. Il supporto della regione sarà molto attivo nel sostenere le vostre attività
e abbiamo previsto 3 ambiti in cui vi daremo supporto. Allora, la realizzazione di vero e proprio materiale di supporto. Stiamo predisponendo dei pacchetti di formazione sui servizi regionali e su tematiche digitali di interesse attuale. Una parte sono già pronte e già utilizzabili dai beneficiari del primo avviso. Sono pacchetti di formazione che potete utilizzare così come vi vengono forniti, oppure che potete ampliare o approfondire a vostro piacimento, a seconda, insomma, di quello che vedete sono le esigenze del vostro territorio. E vi forniamo un kit di comunicazione e avremo anche abbiamo un consulente per la comunicazione che vi viene messo a disposizione e che fornisce un'attività coordinata per tutti quanti, perché anche a livello di comunicazione sappiate che c'è un'immagine comune, ci sono dei loghi, delle immagini fornite direttamente dal Ministero, proprio perché è una campagna che viene fatta a livello nazionale, quindi quello che si vuole fare è che poi quando andrò in Lazio, in Calabria, in Puglia, a colpo d'occhio riconoscerò il punto digitale facile. Perché appunto sarà uguale su tutto il territorio nazionale. Verrà fatta anche una campagna di comunicazione a livello nazionale in televisione. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha fatto infatti un contratto, ci dovranno dare gli estremi per pubblicizzare questi spazi anche in televisione, quindi questo ve lo dico per dirvi che insomma anche a livello di pubblicità di questi luoghi non siete abbandonati, ma anzi c'è un supporto regionale e anche nazionale. Poi organizzeremo degli incontri periodici proprio per confrontarci sullo stato di avanzamento delle attività. Noi infatti facciamo a nostra volta periodicamente un incontro con per la trasformazione digitale, a cui avanziamo ovviamente tutte le vostre richieste, tutte le problematiche che riscontriamo, tutte le esigenze che il territorio insomma ci fa e ci richiede per mettere in atto al meglio insomma questa misura. Vi diciamo già che ad esempio è in atto, cioè in approvazione un piano di cosiddetto di rientro, proprio già per cercare di introdurre nel piano operativo della regione nuove azioni e nuove misure che possano aiutare tutti noi a raggiungere meglio il target. E, sì, e di conseguenza vi teniamo costantemente aggiornati su il materiale che viene condiviso dal Dipartimento. Allora, torno un attimo indietro. Avrete visto dal bando che i centri di facilitazione sono gestiti e supportano i cittadini da questo ruolo del facilitatore. Chi è il facilitatore? È una persona che attraverso una modalità one-to-one oppure con eventi di formazioni online o in presenza fornisce i servizi ai cittadini. Il facilitatore può essere un dipendente pubblico, un volontario o personale esterno che è assunto appunto grazie alle modalità descritte per la progettualità del PNRR. Quindi ci sono varie opzioni che potete valutare per appunto individuare il facilitatore.
La Regione del Veneto supporterà le attività, appunto, come vi dicevo, di formazione, fornendo questi kit di formazione. I facilitatori possono accedere a un corso di formazione fornito dal Dipartimento per la Transizione Digitale. È un corso di formazione di 100 ore, non è obbligatorio, però insomma ehm, è caldamente suggerita la partecipazione se appunto sono facilitatori che in qualche modo vedete che non hanno una solida competenza, diciamo, in ambito digitale. E per chi finisce tutto il percorso di 100 ore viene rilasciato anche l'attestato di aver concluso il percorso di facilitatore, però invece chi magari ha già delle competenze può decidere quali percorsi seguire. C'è una parte di modalità sincrona e una parte di partecipazione sincrona. E però anche qui appunto la partecipazione è libera e viene lasciata a vostra valutazione, insomma, le modalità di partecipazione. Cos'altro dirvi? Allora, qui abbiamo, vi lasciamo anche un po' di con info e contatti utili se avete bisogno. E pensavo che abbiamo finito anche prima del tempo la presentazione, però adesso lascerei aperte alle domande, perché insomma io vi ho fatto un attimo una panoramica generale, però so che sicuramente ci saranno tante domande e tanti approfondimenti da parte vostra, insomma, in base alle vostre situazioni specifiche, quindi direi che se volete appunto iniziare con le Manuela, domande. ci sono già numerose domande. Ah, benissimo. Allora, interrompo la Sì, condivisione ti ho o condiviso un foglio di Google con già delle risposte. Comunque, intanto, se vuoi, io le leggo e sì? diamo anche delle risposte, eventualmente aggiungi tu. Intanto chiedo a Alessandro che ci sta seguendo se può aiutarmi a dare risposta a quelle che si aggiungono. Allora, la prima dicono: buongiorno, sono il referente agevolazioni Veneto di Confimpresa Italia e volevo sapere i nostri mandamenti regionali e nazionali possono istituire dei centri di facilitazione digitale anche per i propri associati, intendendo con questi imprenditori singoli, amministratori, soci o dipendenti delle stesse. Allora, ci sono diverse domande che chiedono di sapere se il bando può essere, se diciamo, la domanda può essere presentata da soggetti diversi, dai comuni. Allora, il bando prevede che possono presentare domande di sostegno alle amministrazioni comunali del Veneto, i consorzi e le unioni di comuni e le unioni montane, in forma singola o associata, rispettando sempre la limitazione provinciale, cioè le aggregazioni devono essere all'interno della stessa provincia, e con il rispetto dei requisiti della popolazione residente di almeno 20.000 abitanti. Tutti gli altri soggetti possono prevedere collaborazioni con i comuni. Cioè, attualmente i bandi, il primo e il secondo, sono stati rivolti esclusivamente a pubbliche amministrazioni locali, quindi i comuni. Su questo ci saranno anche altre domande più avanti, casomai ci ritorniamo. I docenti che lavoreranno all'interno di questi centri saranno formati con un programma uniforme, ognuno potrà portare il proprio programma, con il rischio che ci siano centri più virtuosi ed altri meno. Allora, in generale i facilitatori non sono necessariamente dei docenti e quindi insomma, saranno delle persone che verranno formate allo scopo. Sono previsti dei moduli formativi predisposti dal Dipartimento di 100 ore e un pacchetto predisposto dalla Regione del Veneto.
La formazione non è obbligatoria, quindi sarà fatta sulla base del curriculum dei facilitatori. Ci saranno anche delle domande di ingresso per capire la preparazione all'interno dei moduli previsti dal Dipartimento. Regione del Veneto mette a disposizione una 50 kit di facilitazione in modo da avere per ogni centro una base comune di servizio. Naturalmente poi i centri sono liberi di portare modifiche e aggiornamenti a tutti i programmi di base che vengono forniti dalla Regione del Veneto. Ancora un'altra domanda, ma gli interessati sono solo i comuni? Noi siamo una società benefit. Ora, ogni aggregazione può avvalersi di varie modalità di realizzazione del progetto attraverso convenzioni con altri enti, ricorso al mercato, società in-house, affidamenti ad enti del terzo settore sulla base delle loro specificità locali e della tipologia dei servizi che erogheranno. Diciamo, auspicabile e è uno dei requisiti è la collaborazione col terzo settore, quindi sì, ma solo in collaborazione con i comuni. Una domanda più sulle sigle, perché ne hai usate diverse. Cos'è SIU? La Regione del Veneto utilizza uno strumento per l'accesso ai fondi strutturali ed è il Sistema Informativo Unico Unificato della programmazione unitaria, quindi SIU sta per Sistema Informativo Unificato. Nelle risposte mettiamo anche il link alla pagina con tutte le spiegazioni cosa è SIU, come si tengono le credenziali e come si accede al portale. I centri di facilitazione digitale possono essere sportelli rivolti verso imprenditori e lavoratori. Sì, i centri di facilitazione sono rivolti a tutti i cittadini, quindi anche verso imprenditori e lavoratori, non è prevista una specifica. Siamo un'azienda sanitaria, fra l'altro universitaria, secondo me siamo dei candidati di tipo elettivo, sento parlare però solo di comuni. Come abbiamo già detto, questo bando è rivolto solo ai comuni, attualmente l'unica possibilità per un'azienda sanitaria con un altro ente locale è coordinarsi con enti comunali e presentare eventualmente un progetto comune. Cos'è il BURV? Il BURV è il bollettino ufficiale della Regione del Veneto, metteremo anche nella risposta il link per accedere al bollettino. L'amministrazione può coinvolgere società di formazione private come centri di facilitazione digitale. Allora, sì, possono coinvolgere all'interno, diciamo, all'interno degli affidamenti che un'amministrazione può fare, quindi la domanda la presenta l'ente che ha le caratteristiche per poterlo fare, una aggregazione di più comuni, ed eventualmente possono affidare la realizzazione del centro o i servizi ad altre società, come abbiamo detto prima, ricorrendo al mercato, in società in-house o a enti del terzo settore, e quindi anche, diciamo, associazione di volontariato e così via. La cosa che mi incontri tra enti e gestire successivi atti amministrativi propedeutici all'adesione. Chiedo se è possibile adottare delle delibere di giunta da ratificare in Consiglio. Allora, rispetto ai bandi degli Innovation Lab abbiamo semplificato. Allora, è sufficiente una dichiarazione di impegno a costituire o confermare l'aggregazione, c'è un allegato apposito, allegato 3, non è specificato la tipologia di atto, è possibile quindi adottare delle delibere di giunta. La formalizzazione della coalizione attraverso una convenzione sarà fatta successivamente entro la prima rendicontazione che è prevista per il 1° dicembre 2024, quindi poi c'è tempo un anno circa, quindi fino alla fine dell'anno 2024 per formalizzare la convenzione e quindi avere tutto il tempo necessario per procedere alla costituzione di fatto dell'aggregazione. Poi è segnalato un errore nella slide, tabella degli importi, 30 euro, però non mi è chiaro quale sia la slide. Insomma, Nola, oppure chi
chi ha segnalato. Sì, Nicola, ho Adesso guardato, era nella slide 8 già corretto comunque, poi Bene, nella quindi era un errore. Va bene, e quindi il valore corretto era 30.000 e non 30, c'era uno 0. ok, mancava uno zero. È possibile conoscere i centri già attivati nelle province di interesse? È possibile contattare i centri già attivati per chiedere possibilità di aggregarsi? Allora, l'elenco dei centri è in corso di pubblicazione. Comunque, se avete necessità urgente, potete contattarci. Non è possibile però aggregarsi agli esistenti centri, perché loro hanno già ricevuto, o almeno per quelli che hanno già ricevuto un finanziamento, e quindi è possibile coordinarsi con loro nelle attività, negli incontri a livello provinciale, però in questa fase, nel bando 2, l'ente deve presentare domanda, avere le caratteristiche di poterlo fare e ha la responsabilità del contributo. Purtroppo non è possibile erogare in 2 tranche successive contributi per lo stesso progetto, per cui non è possibile procedere all'aggregazione su quelli, diciamo, già esistenti. Cioè, per esistenti intendiamo quelli che hanno già ottenuto il finanziamento nel primo bando. Nell'allegato A1, sezione dichiarazione di impegni, paragrafo capacità amministrativa, è chiesto come requisito di aver realizzato o gestito progetti di trasformazione digitale. Si intendono quelli del PNRR digitalizzazione? Sì, si intendono tutti i progetti relativi alla trasformazione digitale e quindi anche sia il PNRR che non finanziati dal PNRR, PORFES, quindi progetti finanziati da altri fondi europei o regionali. Il bando è già rivolto ai comuni, quindi anche a questa domanda dobbiamo rispondere che il bando di cui stiamo parlando oggi è rivolto esclusivamente ai comuni. Quali dati vanno inseriti in piattaforma per ogni utente? Ci sono delle linee guida a riguardo, ci sono sia dei dati diciamo obbligatori che di quelli non obbligatori. I dati obbligatori minimi sono nome e cognome, codice fiscale, la fascia di età, il titolo di studio e la provincia di provenienza. Alcuni di questi dati sono derivabili dal codice fiscale, tutti gli altri dati saranno forniti dal facilitatore sulla base del servizio che erogherà, e poi c'è una parte di domande che sono facoltative. Complessivamente sono 30 domande da cui rispondere, tra facoltative e obbligatorie. I dati saranno inseriti in una piattaforma che si chiama Facilita, che verrà presentata entro la fine dell'anno, e è possibile il caricamento massivo dei dati attraverso dei tracciati record. Avete fatto richiesta a Roma per estendere i servizi a 16 anni o almeno a quelli che compiono 18 anni nel corso dell'anno? Naturalmente questa è una domanda di qualcuno che fa parte del primo bando, anche per cui però interessa anche quelli del bando attuale. La fascia dai 16 ai 18 è una delle fasce che potrebbe essere, che era prevista nel progetto iniziale, che poi è stata ridotta in corso d'opera per motivi di privacy. Sono in corso degli incontri con il Dipartimento per estendere questo target. Non possiamo ancora darvi certezza. I KPI del 60% da raggiungere entro il 31/12/2024 sembra improponibile con i tempi di applicazione dell'avviso. In pratica i centri saranno attivi solo 6 mesi, quindi il KPI andrebbe ridotto al 40%. Allora, intanto teniamo presente della richiesta. Allora non ci sono al momento no, non ci sono previsti nel bando, come potete vedere anche negli avvisi e negli allegati, delle penalizzazioni o sanzioni per il mancato raggiungimento dei target intermedi.
È previsto, nel caso in cui non sia possibile raggiungere quell'obiettivo, dei piani di rientro che vengono concordati con la Regione del Veneto, e Regione del Veneto a livello generale li concorda con il Dipartimento. Per cui in questo caso sarebbe difficile modificare in corso d'opera il bando, tuttavia è possibile poi segnalare la difficoltà a raggiungere l'obiettivo del 31/12/2024 e proporre e concordare con Regione un piano di rientro. Le biblioteche di ente locale hanno tra le loro competenze la facilitazione digitale come strumento di accesso all'informazione e alla cittadinanza attiva. Spesso sono già in serie di palestre digitali, quello che manca però è il personale da formare e adibire alla facilitazione digitale. Mi confermate che sarà possibile assumere del personale esterno, magari anche in condivisione tra più punti di facilitazione da mettere a disposizione nei vari sportelli digitali presenti? Sì, è possibile assumere personale esterno, le forme di assunzione sono varie, è possibile all'interno delle linee guida e delle circolari del PNRR anche assumere personale a tempo determinato, purché esclusivamente dedicato alle misure del PNRR. È possibile anche la condivisione del personale tra vari sportelli, tuttavia i costi i costi del personale da rendicontare, e quindi nel caso di assunzioni a tempo determinato specifiche, quindi un caso abbastanza limitato, possono essere fatte soltanto dal comune capofila, in quanto è responsabile del contributo che riceve. Nel caso del territorio di Belluno, che ha raggiunto il numero massimo di centri di facilitazione, l'ente partecipante dovrà quindi concentrarsi nella formazione del proprio territorio o può proporsi per fornire formatori nei territori al di fuori della provincia di Belluno? No, nel caso specifico non è previsto che enti della provincia di Belluno presentino domanda per questo bando. Non mi è chiaro, non so se Manola riesce a interpretare meglio la domanda. Quindi se invece la domanda è se possono poi collaborare con altri territori al di fuori della provincia di Belluno, abbiamo sempre detto finora che le aggregazioni e le collaborazioni sono all'interno della provincia, quindi la vedo difficile, Sì, non è prevista infatti. dal bando. Casomai potete contattarci direttamente. Alessandro, prendi il nominativo di chi ha fatto la domanda e proviamo a sentirlo personalmente per capire qual era la proposta. Deve essere individuato un facilitatore per ogni comune che forma l'aggregazione, o dovrà essere individuata un'unica persona operante in tutti i comuni aggregati? Nella domanda, nell'allegato sono precisati il numero minimo di facilitatori per ogni gruppo di centri di facilitazione, e che è fissato in almeno un facilitatore ogni 3 centri di facilitazione. Quindi nel caso dell'aggregazione minima di 20.000 abitanti deve esserci almeno un facilitatore, il quale può operare in tutti i centri di facilitazione. Quindi se la domanda era se può operare in tutti i comuni aggregati, sì, attraverso il centro di facilitazione mobile può spostarsi in tutto il territorio. Come viene fatto il controllo sull'unicità dell'utente? Il controllo viene fatto a livello centralizzato da parte del Dipartimento attraverso la piattaforma Facilita. La piattaforma Facilita verrà illustrata ai facilitatori e ai referenti in successivi incontri che sono dedicati per, diciamo, di capacity building che verranno fatti per tutti gli enti partecipanti. Quelli che stanno partecipando al bando precedente sono già in corso di formazione. Buongiorno, lo spazio da individuarsi può essere ad uso esclusivo nei giorni ed orari di apertura del servizio, ma impiegato anche per altri usi in altri giorni ed orari? Nel caso di un comune quasi 50.000 abitanti, è possibile avere 2 centri di facilitazione? Infine, sarà possibile avere il link per le slide? Sì, allora, parto dall'ultimo, quindi il video sarà disponibile sul canale YouTube di Agenda Digitale, e le slide saranno, diciamo, messe a disposizione all'interno del sito Agenda Digitale
di Regione del Veneto nell'evento di quest'oggi, quindi ci sarà una notizia ad hoc con tutti i link e sarete avvisati, tra tutti quelli che hanno partecipato riceverete un avviso quando il video e il materiale sarà disponibile, quindi entro la settimana in ogni caso. Per quanto riguarda invece uso esclusivo nei giorni e orari di apertura del servizio, allora non è necessario che sia ad uso esclusivo del servizio, come dicevamo il servizio può essere erogato anche all'interno delle biblioteche e quindi vuol dire, può anche essere che il servizio venga erogato all'interno di un centro che fa anche altri servizi. L'importante è assicurare un'apertura di almeno 15 ore settimanali. Nel caso di un comune con quasi 50.000 abitanti è sicuramente possibile prevedere 2 centri di facilitazione. Nel caso specifico è necessario avere un rapporto minimo dell'8% e quindi in realtà potrebbe prevedere anche fino a 4 centri di facilitazione, se non faccio i calcoli male. Comunque per avere una simulazione specifica con il comune ci potete contattare direttamente e anche su questo caso Alessandro, se puoi raccogliere il nominativo che gli facciamo avere una simulazione per 50.000 abitanti. Noi di Rovigo siamo territorio di confine con tanta gente che si sposta a Ferrara e anche in Emilia-Romagna hanno bandi di questo tipo, per cui c'è il rischio che ci vengano tolti numeri successivamente, il controllo e l'ok definitivo vengono dati subito dalla piattaforma. Allora, così come le persone dell'Emilia Romagna possono venire in Veneto e viceversa, il rischio che vengano tolti diciamo, i cittadini contattati c'è nel momento in cui hanno già precedentemente usufruito di altri servizi. Come funziona il controllo a livello del singolo cittadino ci verrà spiegato con il rilascio della piattaforma Facilita, attualmente che è previsto per noi fra 2 giorni, quindi su questo saremo più precisi successivamente. Quanto devono rimanere aperti i centri di facilitazione dalla data di avvio? Devono rimanere aperti fino alla termine del progetto. Alessandro, ricordami bene, mi sembra 2 anni successivi alla chiusura del progetto. Sì, sto andando a controllare per sicurezza sul bando. I kit di facilitazione cosa comprendono? Presentazioni, schede informative, video e altro? Sì, i kit di facilitazione sono pensati per erogare un incontro a più persone di la durata di 45-60 minuti. C'è diciamo, è possibile per i facilitatori usufruire di una versione web dove ci sono tutti i contenuti del kit. Oltre alla versione web e quindi la versione web contiene schede informative, video di supporto e anche esercizi pratici da erogare ai cittadini e in più una presentazione completa con diciamo, la gestione di tutta l'ora che riprende i contenuti della scheda web, diciamo, della scheda sì, fatta in versione web e con tutte le informazioni, con anche un calendario, scusate, un programma della giornata e suddivisione diciamo, in minuti e con dei suggerimenti diciamo, al facilitatore e infine anche un PDF da lasciare ai partecipanti al termine dell'ora di facilitazione che riassume tutte le informazioni che sono presenti nella slide e nel kit in versione web. Verrà chi volesse avere anche un esempio di kit, vi daremo l'accesso
comunque diciamo nel momento in cui viene nominato un facilitatore o responsabile del progetto, è possibile accedere ad un sito web dedicato dove è possibile visionare tutto il materiale, sia amministrativo che di facilitazione. Dove si può trovare questo bando? È possibile postare il link in chat. Alessandro, se puoi recuperare il link, comunque si trova L'ho in... appena messo io. Bene, bandi e avvisi della Regione del Veneto. Il Comune di Rovigo aveva partecipato al bando Innovation Lab in aggregazione con altri 2 comuni. Innovation Lab e 5 palestre sono a Rovigo, mentre altre 6 palestre sono negli altri comuni. Ora il Comune di Rovigo perceverà da solo abitanti circa 50.000. Allora, dobbiamo fare un po' di conti. Diciamo che se su questo, intanto qui possiamo fare una simulazione e la faremo avere al più presto. Comunque, un Innovation Lab e 6 palestre fanno 6 centri di facilitazione e poi quello mobile, quindi sarebbe a 7 e 50.000 è un numero non sufficiente per confermare solo Rovigo come comune, quindi ha necessità di aggregarsi ad altri enti. Comunque ci riserviamo di fare un conteggio più dettagliato e una simulazione con il comune di Rovigo. Avendo 6 centri, attualmente quindi 9 centri devono essere creati, l'unico centro da creare in tutte le aggregazioni nei quali ci siano palestre esistenti è il centro di facilitazione mobile. Quindi dovete sempre conteggiare quelli esistenti più 1 e fare il calcolo sugli abitanti necessari. Il materiale di monitoraggio delle presenze e registro verrà fornito dalla Regione, ogni ente prepara proprio in conformità alle linee guida regionali. Stiamo predisponendo un foglio di calcolo per poter fare una raccolta massiva delle presenze, quindi con tutte le richieste previste dalle linee guida nazionali, non sono linee guida regionali, e naturalmente potrà essere anche caricato e fornito direttamente nella piattaforma Facilita. Quindi su queste le linee guida da rispettare sono definite dal Dipartimento. Possono essere creati più centri itineranti pur sapendo che solo il primo verrà finanziato come tale, mentre gli altri saranno finanziati come centri fissi. È obbligatorio creare centri fissi. Non è obbligatorio creare centri fissi, è possibile fare solo centri mobili, tranne nel caso in cui siano nelle aggregazioni, nel territorio dell'aggregazione, siano presenti delle palestre digitali, quindi finanziate con il precedente bando Innovation Lab del PortFest 2014-2020. In quel caso dovranno essere mantenuti come fissi le palestre digitali e poi aggiungere tanti punti mobili quanti sono possibili in base alle persone, insomma, agli abitanti del comune o dell'aggregazione. Se il comune raggiunge solo il numero di abitanti richiesti dal bando, può presentare come singolo. Sì, quindi un comune che ha più di 20.000 abitanti può presentare domanda come singolo beneficiario. Come dicevo, il minimo è creare almeno un punto fisso e uno mobile o 2 mobili. I costi per la connessione sono elegibili nel bando, i costi per la connessione sono costi a consumo e non sono costi previsti come rendicontabili, sono invece possibili i costi necessari per la parte di infrastruttura. La presentazione sarà scaricabile, sì, abbiamo detto, e entro fine settimana a tutti i partecipanti manderemo agli iscritti, manderemo il riferimento, il link dove scaricare il materiale e vedere la registrazione dell'evento. Ci sono delle altre domande anche nella chat. Ok, intanto queste penso che siano tutte quelle che erano Sì, nelle risposte, in domanda e risposta, vediamo se... Sì, sono tutte, Nicola, stavo Ok, controllando. proviamo, allora su quelle se puoi anche fare un copia e incolla per quello che sono possibili, così se le rivedono.
Comunque tutte le domande di oggi risponderemo e quindi le metteremo in allegato assieme alle slide. Per tutte le domande che non avete fatto oggi e che comunque volete una risposta, diciamo, ufficiale, procedete tramite PEC e le FAQ saranno pubblicate all'interno diciamo, dove ci sono gli altri documenti in bandi e avvisi come allegati. E allora, Se vedi delle se vuoi domande, rispondo io qui ad sì. altre domande. Allora, chiedevano quando partiranno i corsi di formazione per i facilitatori. Stanno già partendo, diciamo, perché ovviamente il primo avviso è già partito e quindi il Dipartimento ha già iniziato ad erogare i corsi, però poi quando sarete operativi con i vostri centri, vi daremo il calendario dei facilitatori, anche se volendo potrebbero già partecipare. Se voi ci fornite i nomi di quelli che vogliono essere i facilitatori, noi possiamo inserirli nel prossimo calendario che ci fornirà il Dipartimento. Sì, aggiungo, Manola, che praticamente non abbiamo un calendario fisso. A raggiungimento di circa 250 facilitatori partecipanti a livello nazionale viene programmato un ciclo. Adesso il primo è stato fatto a giugno, agosto ne è stato fatto un altro è partito, due sono partiti a breve, forse alcuni sull'ultimo c'è ancora forse la possibilità di iscriversi. Naturalmente, essendo anche se avete dei facilitatori volontari, è più facile perché non avete ancora contrattualizzato, ma possono partecipare diciamo, alla formazione. C'è una parte, 4-5 incontri, diciamo, a cui si partecipa in diretta e poi una parte 80 ore circa sono in modalità sincrona e quindi si accede ad una piattaforma di formazione specifica. Poi chiedono i kit di facilitazione che cosa comprendono, presentazione, fa il PDF, video e altro. Sì, sono kit già predisposti con tutto il materiale, quindi c'è sia un kit di benvenuto che vi dà le indicazioni base su come organizzare un evento, sia esso in presenza, online, oppure che dobbiate utilizzare questo kit in un incontro one to one. E poi in base alla tematica, la struttura è simile per tutti, quindi c'è del materiale in PDF, c'è la presentazione e c'è una serie di contenuti che una parte sono per il facilitatore e una parte invece che poi potete proprio anche lasciare al facilitato come materiale da portare a casa. Ribadisco che questi poi kit di facilitazione, allora, di per sé sono già completi, possono funzionare benissimo così, però allo stesso tempo sono anche ampliabili, quindi se voi volete approfondire determinati contenuti oppure vedete che il kit di facilitazione che vi proponiamo noi è tarato su un determinato target e voi volete modificarlo magari per rivolgervi a un target più giovane, potete assolutamente farlo, ecco. Poi qui chiedono, Nicola, buongiorno, siamo 2 comuni, provincia di Treviso, con popolazione complessiva di 30.000 unità. È possibile istituire 3 centri di facilitazione di cui uno itinerante e quale sarebbe il contributo complessivo assegnato? Vabbè. Sì, beh, ci segniamo il nominativo e Sì. faremo una simulazione corretta. Allora, su 3 punti, diciamo grosso modo, se siete più di 30.000 abitanti,
direi di sì, potete fare 3 punti, 2 fissi, uno mobile, uno fisso e 2 mobili, insomma, e più o meno la somma, diciamo che facciamo una media, 40.000 appunto, quindi 120.000 euro. Tuttavia poi ci sono dei bonus che riguardano il fatto che siete più di due, quindi avete anche il coordinamento, bisogna fare un po' di calcoli, diciamo che saranno un po' di più di 120.000. E poi Naturalmente se tutti nuovi, se sono esistenti, cioè sono ex palestre digitali, il contributo va compensato. Poi qui, allora, in che modo la nostra scuola, già protagonista del primo bando, potrebbe entrare in questo secondo bando? Non mi è chiarissima Sì, la... allora questo sì, posso rispondere io. Ok. Allora, se la scuola diciamo, era già un centro che aveva una palestra digitale, quindi diciamo, può proporre la palestra digitale all'interno di un accordo con il comune, però la domanda deve essere fatta sempre dal comune. Nel caso invece c'è da tenere presente che in questo caso, in questo bando, i compensi per i dipendenti pubblici non sono previsti all'interno del PNRR, quindi va valutata la modalità eventualmente di rendicontazione della collaborazione con la scuola, perché diciamo che nel vecchio bando c'erano gli accordi di collaborazione, c'erano una serie di altre modalità, andrebbe approfondito meglio sulla base eventualmente della proposta. Anche su questo restiamo eh, ci segniamo il nome di chi ha fatto la domanda e approfondiamo con il comune eventualmente che collaborerà con la scuola. Allora, Poi sì, per le chiedevano... richieste di iscrizione a formazione per facilitatori, eh, non so se la richiesta arriva da un comune, da una persona singola. ehm, Diciamo che è opportuno che le richieste dei facilitatori ci arrivino da coloro che hanno intenzione di presentarsi come comune capofila, quindi ci comunicate l'intenzione di aderire al bando e l'elenco delle persone che volete iscrivere come facilitatore. Avremo bisogno di alcune informazioni tipo codice fiscale ed altro, quindi vi daremo poi il dettaglio. Poi allora chiedevano chiarimenti sul corso di 100 ore, in particolare da chi sarà tenuto il corso, e il corso è tenuto dal Dal Dipartimento, è organizzato Dipartimento, da sì. loro, Beh, il corso, quindi come dicevo prima, ci sono alcuni incontri, diciamo, da seguire in diretta streaming e altri che sono diciamo, in modalità sincrona. Non è obbligatorio fare tutte le 100 ore per poter fare il facilitatore, però è consigliabile almeno seguire quelli di cui non si hanno le competenze necessarie su determinati argomenti. Allora, poi c'è una domanda a Manola che è su se uno stesso comune possono essere centri di facilitazione il cui centro di aggregazione è un consorzio e l'altro centro di aggregazione è il comune. Allora, tutte le aggregazioni esistenti, quindi se voi fate parte di un consorzio di comuni, quindi di enti pubblici, la domanda può essere presentata dal consorzio e assieme al numero di enti di cui fa parte, senza la necessità di fare diciamo una convenzione specifica, perché avete già la convenzione con il vostro consorzio. Sarà necessario eventualmente integrare la convenzione se non è prevista con diciamo, le funzioni legate alla facilitazione digitale o comunque alla trasformazione digitale in generale. Per cui sì, possono esserci, i locali devono essere collocati in spazi di proprietà degli enti pubblici, quindi se il consorzio è un ente pubblico non c'è problema. E poi qui c'era un'altra domanda che chiedeva se il comune raggiunge da solo il numero di abitanti può presentarsi come beneficiario unico, ma il discrimine per partecipare come comune singolo è avere almeno 20.000 abitanti, non è tanto se si raggiunge il numero. Quindi non so se ho interpretato bene la domanda, comunque sì, se il comune ha 20.000 abitanti può partecipare da Sì, solo. da solo, esatto. Poi ci Poi chiedono,
Tipologia del personale i cui costi sono rendicontabili. Ora, è un po' complesso rispondere oggi. C'è una circolare ministeriale che riguarda il PNRR e che è specifica per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi che riguarda dipendenti che vengono assunti a tempo determinato per il progetto specifico. Tutte le altre, e quindi questa è rendicontabile se all'interno di quanto previsto dalla normativa e dalla circolare. Tutte le altre spese per il personale sono rendicontabili, sempre all'interno di servizio o con cooperative piuttosto che aziende che vengono contrattualizzate. Non c'è un limite sui costi relativi al personale per la facilitazione digitale. C'è anche qui una circolare esplicativa che per questa tipologia di spesa non ci sono limiti. Comunque anche qui ci riserviamo di dare una risposta specifica e puntuale sul caso, diciamo, più preciso. E ci sono altre due domande. Quindi una ULSS può partecipare alla fase di domanda solo collaborando alla stesura del progetto con un comune. Quale può essere invece la forma di collaborazione in fase operativa? Ma allora in questo caso abbiamo avuto diverse ULSS, quindi non so, questa l'ULSS di riferimento, che ci hanno chiesto come, diciamo, integrare le loro esigenze all'interno dei centri di facilitazione. Diciamo che il modello può essere vario. Uno, ospitare eventi o servizi presso le proprie ULSS o diciamo distretti, fornendo uno spazio con il centro di facilitazione che viene creato dall'ente e ospitare per esempio il centro di facilitazione mobile in periodi precisi, ricorrenti o saltuari a seconda dell'organizzazione. E l'altro è portare i propri dipendenti a fare delle diciamo, dimostrazioni o raccontare i servizi digitali dell'ULSS presso i centri di facilitazione, quindi organizzando, quindi collaborando con il personale. E il terzo è organizzare eventi specifici sui servizi digitali sanitari in occasione di eventi particolari, quindi non so, in qualunque zona del vostro territorio che può ospitare un evento di questo tipo. Quindi 3 tipologie di collaborazione. Poi sul dettagli dei rapporti tra ULSS ed ente occorrerà capire quali sono, se ci sono spese comuni, chi si accoglie alle spese e così via. Comunque siccome questa è una richiesta che ci è rivolta anche da altre ULSS, stiamo cercando anche di trovare un modello da condividere con tutti quanti. E poi ci chiedono, spetta al comune capofila interagire con Regis, cosa va rendicontato e con che frequenza su quella piattaforma. Allora, su Regis, la domanda viene presentata in SEO, la rendicontazione viene fatta in SEO e anche in Regis per le parti che non vengono migrate automaticamente da Regis, da SEO a Regis. Poi ci sono una serie di valori che devono essere indicati a prescindere. La rendicontazione obbligatoria va fatta diciamo, in prossimità di tutti quelli che sono gli SAL del progetto, mentre la rendicontazione sugli obiettivi da raggiungere normalmente viene chiesta ogni 2 mesi, quindi ci sono da fare degli aggiornamenti sul numero di utenti raggiunti piuttosto che di centri di facilitazione attivati durante queste diciamo, momenti periodici. Su questo abbiamo sia il supporto del Dipartimento che di collaboratori di Regione del Veneto che vi possono aiutare a compilare
tutte le informazioni necessarie. Una parte del pacchetto messo a disposizione di Regione del Veneto sarà anche quello di supporto alla compilazione di Regis. Ecco, rispetto ai progetti Lump Sum, qui abbiamo invece una rendicontazione sia per obiettivi che diciamo, per fatturazione, quindi vanno caricate i contratti e altre informazioni. Poi, in un'aggregazione in cui un solo comune ha già palestre digitali, gli altri comuni sono obbligati a creare centri di facilitazione o è sufficiente crearne di itineranti anche se alla fine qualche comune non ne ha di fissi? Sì, beh, Sì. il modello è flessibile, per cui insomma, alcuni per esempio hanno difficoltà a assicurare le 15 ore settimanali di apertura, per cui in un'aggregazione di 3 comuni, c'è un comune che ha una biblioteca o una palestra digitale già esistente e la mettono fissa perché ha già il personale, ha già 15 ore di apertura. Le altre 3-4 altre 3 centri di facilitazione invece potrebbero essere raggiunti dal centro mobile 3-4 ore alla settimana, secondo un calendario che vi prefissate voi. E quindi sì, si può fare. Il modello è flessibile e credo che non ci sia grossi problemi. È stata solo una questione organizzativa. Poi chiedono se è possibile affidare tutto verso l'esterno. Allora, sì, cioè nel senso che, allora, chiaro, è sempre il comune capofila ed è sempre il comune che poi deve espletare le parti amministrative, però se lo ritiene nella gestione delle attività può sì, affidare tutto all'esterno con le procedure, insomma, che deve fare un comune. La cosa un po' così che mi viene da sottolineare, è che, l'idea è che questi centri di facilitazione non nascano e muoiano con questo bando, che è un po' il rischio, che si ha quando si affida tutto, esternamente, perché l'obiettivo della regione e anche quello del ministero è che poi questi centri di facilitazione restino come presidi, sul territorio. Sappiamo tutti che poi il problema sarà, continuare risorse e noi come regione, certo non possiamo fare nessuna promessa, però insomma lo avete visto con il bando Innovation Lab che dove possiamo cerchiamo di continuare a sostenere queste realtà fino a quando ci auguriamo diventeranno appunto dei centri capaci insomma di vivere di vita propria. Quindi ecco, se dovete fare questa valutazione di affidare tutto all'esterno, fate anche questa considerazione, cioè noi auspichiamo che siano, diciamo, progetti a lungo termine, oltre i tempi, che vadano oltre i tempi del bando, ecco. E quindi Però potete farlo. Però, intanto è necessario che almeno il referente di progetto sia un dipendente del comune a tempo indeterminato, quindi vuol dire quindi ci deve essere un responsabile di progetto all'interno della pubblica amministrazione che presenta la domanda. A noi non è che interessi il fatto che cioè, non è obbligatorio che questo dedichi il 100% della sua attività al progetto. A tempo indeterminato intendiamo che ci sia una persona che è assunta nell'ente che ci dia una continuità nel tempo proprio per mantenere il servizio. L'altra cosa, essendo tutta la parte di formazione gratuita, se non diciamo se non c'è l'impegno del facilitatore di seguire la formazione, è occasione sarebbe giusto approfittarne, diciamo così, di questa occasione per formare il personale della biblioteca piuttosto che del centro, in modo che ci sia una continuità del servizio anche finita la parte, diciamo, finanziata. Per cui se avete chi, diciamo, vi gestisce la biblioteca ed è un dipendente comunale, per mantenere anche un servizio all'interno della biblioteca è opportuno insomma, che segua
il corso di facilitazione, così almeno ha degli strumenti che possono essere utili sia per supportare un facilitatore vero e proprio, ma anche in futuro pensare di evolvere insomma la sua figura diciamo, da bibliotecario a qualcosa di più complesso. E poi ci chiedono sempre sui costi di personale, vanno compilati i timesheet da parte del personale rendicontato. Mi sembra di sì, Beh, no, vero Nicola? sui costi del personale, qui dipende sempre da che personale intendiamo e in che contesto è. Quindi se è un servizio esterno all'interno di un contratto, i rapporti Sì. tra ente e azienda sono regolati da quel contratto. Se invece è una persona assunta a tempo determinato all'interno delle regole previste dal PNRR, deve fare le timbrature come qualsiasi altro dipendente pubblico, quindi non riesco a capire quale sia non riesco a capire il contesto di questa domanda. Diciamo che dipende dal rapporto contrattuale che si ha con il personale, se è mediato, se è diretto e così via. Non so se c'erano altre domande che ci siamo persi. Mi sembra che abbiamo risposto a tutte, quelle se non altro scritte. Sì, 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 sto controllando e non ce ne sono altre, Allora, noi in ogni caso abbiamo sia la registrazione delle domande e risposte, che però vedo che mi sembra che siano aggiunto qualcosa. Abbiamo già lette tutte. Sia di quelle della chat, quindi abbiamo tutto, e le domande daremo una risposta puntuale, come abbiamo, quindi rispetto a quanto abbiamo già detto E verbalmente, e le potete, trasformeremo in FAQ, immagino, giusto? sì, tra l'altro mi verrebbe da segnalare che comunque ci sono anche già diverse FAQ per il primo avviso e che in parte insomma rispondono e chiariscono, quindi vi invitiamo ad andare a vedere anche quelle che magari vi possono essere sicuramente di aiuto, perché alcune insomma erano le stesse che Sì, sì, sì. avevamo. Ehm, Se avete, come vi ha già detto anche Nicola, questioni specifiche da sottoporci, scriveteci pure e che magari comunque facciamo anche un meet e una mezz'ora ci parliamo e valutiamo insieme, insomma, quale sia la strategia migliore per voi in base alle vostre esigenze, alla vostra aggregazione. Ehm, Andatevi a vedere perché sì, sembra poco tempo, il 29 di gennaio, però davvero la documentazione da preparare non è molta e immagino che magari la difficoltà possa essere quella di tessere le relazioni per fare l'aggregazione, ma come vi ha detto poi Nicola, voi al momento della domanda non dovete presentare nessun documento ufficiale dell'aggregazione, ma semplicemente una dichiarazione di impegno e poi avrete un anno di tempo per formalizzare il tutto. Quindi insomma anche lì avete la possibilità insomma di rispettare i tempi ecco, del 29 gennaio. È vero, ci sono le vacanze di Natale, di mezzo, però insomma pensiamo ecco, che i tempi ci siano perché considerate che non ci sarà una proroga di scadenza perché avete visto che i tempi sono comunque molto, molto stringenti e dobbiamo per forza di cosa rispettare, insomma, ehm, Ma, questi tempi qui. sì, sì. Ma mi verrebbe da dire insomma, che abbiamo fatto di tutto per semplificare le domande, che la modalità di aggregazione è semplificata, quindi è sufficiente che il sindaco firmi diciamo, l'atto di impegno, le modalità con cui è delegato alla firma può essere anche un'aggiunta o anche altre modalità più semplificate, dipende da come all'interno del vostro ente gestite questo tipo di sottoscrizioni. La formalizzazione completa della convenzione è rimandata al primo
diciamo, la prima rendicontazione, quindi a fine del 2024, quindi avete poi tempo per mettere a posto tutta la parte che riguarda, parte burocratica che riguarda la convenzione. Mi raccomando, cominciate a compilare la domanda per tempo, in modo che poi l'invio attraverso la piattaforma SEO sia facile. Compilando tutta la domanda ci sono anche c'è una checklist che vi dice cosa manca, cosa non manca, quindi vi potete preparare per tempo. Poi insomma, noi Chiedo ad rimaniamo sempre a Alessandro se può disposizione. condividere, che chiedono di condividere il link alle FAQ del primo avviso, se riesci a Ok, condividerlo quindi tu. dell'altro bando. Sì, sì, comunque lo troverete nella presentazione PowerPoint, comunque lo condivido anche in chat. Ok. Poi allora dicevo i link al materiale e al video ve lo mandiamo in settimana, ok? Quindi vi arriverà una mail a tutti quelli che siano iscritti al webinar. E poi Manola, devo insomma, comunicare che purtroppo il direttore del Football non ci può raggiungere, perché è stato chiamato urgentemente in altre riunioni, per cui porto i saluti anche di tutta la direzione, confidando insomma che abbiate capito l'importanza di aderire a un bando di questo tipo, soprattutto per erogare un servizio ai cittadini. I cittadini, noi continuiamo a proporgli un sacco di novità, il sito nuovo, i servizi digitali, le prenotazioni online, eccetera, eccetera, però insomma, se poi i cittadini non li aiutiamo e non li formiamo e non li informiamo correttamente su come utilizzare questi strumenti, difficilmente insomma, li utilizzeranno e continueranno a venire agli sportelli a chiedere una copia cartacea, insomma. Magari anche per loro vuol dire perdere tempo e potrebbero fare molte cose in autonomia e da casa. Io direi che se E, non... sì, ma l'unica cosa è che l'altra cosa da aggiungere è che anche come Regione del Veneto, l'altro canale attraverso cui verranno pubblicizzati, dato risalto a questi punti digitali facili, sarà anche l'app Vivi Veneto, che nel momento in cui saranno operativi i beneficiari di questo secondo avviso, lo sarà anche la piattaforma su cui insomma stiamo lavorando adesso. Quindi anche quello, insomma, è vero che Vivi Veneto è uno strumento digitale, quindi magari si rivolge ad un pubblico, ad un target che insomma è già avvezzo a certe tecnologie, però sicuramente sarà uno strumento utile, perché ci sarà una sezione dedicata dove uno potrà vedere il punto digitale facile più vicino a casa sua, gli orari e i servizi, e prendere contatto con il punto digitale facile per prendere appuntamento. Quindi ecco, questo sarà un ulteriore strumento a disposizione. Questo per dirvi appunto che non siete soli, di questi obiettivi, e ribadisco, noi ci facciamo portavoce mensilmente di tutte le difficoltà che incontrate con il Dipartimento per cercare di adattare le azioni, monitorare i target. Quindi anche in risposta prima a una domanda, è vero, è un target ambizioso quello del 2024, ma è un target intermedio che ci serve per monitorare e eventualmente pianificare delle altre azioni insieme. Ecco, poi in Regione del Veneto è a fianco anche con altre iniziative, ci sarà un sito dedicato, ci saranno dei canali social che vengono attivati per pubblicizzare i punti digitale facile, c'è una campagna a livello nazionale che verrà coordinata assieme al nostro responsabile della comunicazione. Diciamo, i punti facili digitale sono all'interno di una rete nazionale, e come tale, come vedete, c'è una grafica, se vedete alle nostre spalle, una grafica coordinata, ci sono tutto un sistema, quindi sarete all'interno
di un sistema, insomma, e non abbandonati al centro locale in sé. Quindi diciamo che anche tutti, diciamo, gli obiettivi da raggiungere saranno comuni, quindi noi saremo a vostro fianco per supportarvi in tutte le occasioni necessarie. E cambieremo anche qualcosa del modello, se fosse necessario, nel corso del progetto, proprio per fare in modo che ci sia un'alta adesione da parte della popolazione e della cittadinanza. Tanto vedete che con noi Alessandro Rossi, quindi Manola, io e Alessandro facciamo parte del team, insomma, che vi supporterà. Ecco, l'unica cosa, Manola, non abbiamo dato un riferimento al di fuori della PEC, quindi al momento ci possono raggiungere in quel modo. Noi invece avevamo tutti i vostri riferimenti perché ce li avete lasciati con l'iscrizione al webinar, per cui in base anche alle vostre domande vi contatteremo direttamente per chiedervi, insomma, informazioni ulteriori rispetto alle domande che ci avete posto, quindi attendete una nostra chiamata. Bene, allora se non ci sono altre domande, vi salutiamo e appunto se avete bisogno contattateci e noi molto volentieri vi supportiamo e vi aiutiamo, insomma, anche per capire come presentare al meglio la vostra domanda. Bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.